Poi alla fine appunto i giudici avranno l'arduo Annunzio Dovis Gaudium Magnum Habevum Torpalti. Per il disagio che stanno arrecando i Tortaldi. Cercheremo di ripristinare la normalità nel minor tempo possibile. Grazie. Il treno per un futuro migliore arriverà tra 20 minuti. Porco can! Ben, spitaron! Non varremo molto su questo lavoro. Chissà che sia puntuale, anche non mi tocca stare qua tanto a rompermi le balle. Il treno per un futuro migliore è in ritardo di 10 minuti. Trenitalia si scusa per il disagio. Ma porco è fora! È possibile che non arrivi mai alla sua ora? Aspetta, va, che mi fa in giretto. Avere seccate qualche d'uni per contarsi dei pet. Ma guarda, anche a voi siamo qua a aspettare. Scusami se mi sentì bestemare. Ma se qua troppo in tanti, o io tutti già parlo al treno per guardare avanti? Visto che ho tanto da far passare, mi posso anche presentare. Piacere, mi sono la vecchia Giovanna, ma non sono come Gloria arrivata dopo una canna. Mi sulle mani non ho niente da fumare, ma so che la valisa per poter viaggiare. Dentro ho messo tutto il marmeron perché voglio provare a scampare a tutto sto rebalton. Da sto viaggio ho sentito parlare e ho detto, oh, perché non approfittare? Chissà, futuro migliore che vuol dire. Oggi di pensieri che quando che andrò a finire. Non pretende mia di fare robe strane, mi contenterei anche di andare su banane. Migliore la corsa è a San Sant'Antonio dei paesani, ma dei cambiare anni. E adesso vi fai un esempio lampante di quando la situazione si inizia pesante. La sapevo voi quella della mensa, ma che sia qualche intelligente andata a stuzzificare qualche dirigente, forse se tutti i tasea al mangiare faccio il posto restea. Secondo me, metterlo a posto costea massa schei, e allora i tagliare la fora al mangiare pastitoso a te. La mia opinione resta questa, non sarebbe stato meglio aver comoda la pignata della menestra. Io usai schei per una centrale a combustione, e intanto a noi ne resta il magon. Tanti contributi per farla a ciapà, ma diavolo sta a novembre perché qualcosa può essere bruciato. E la posta? Un'altra menava. Quando quella doveva essere aperta, se la cata serrava. Ghine chi arrivava di là per pagare e le porte in faccia e si avvisserare. Non sto un po' a parlare di quelle di Trichiana? È sempre una fila che ti fa tempo a bere in una migliana. E sarebbe manco di un minuto per pagare una bolletta, ma ti aspetta e buondì, anche a piedi una oretta. Se poi ti manda tardi sempre di più, per forza che tutti vanno a correre gli ultimi dì. Non so voi, mi non fa tempo a mettere IMU e immondizie solo la credenza, che di dopo l'era già in scadenza. E manco il fuso da pochi schei, invece che lo verte, madonna, mi sembra fai i capelli. E giusto in dicembre la mandava, e avrà approfittato perché la gente dall'altro l'era straviata. San Nicolò, Nadal, ultimo dell'anno, anche se te la pagare, te fa sempre la fan. Ah, a proposito di San Nicolò, e non è stanca qua, perché
Perché da noi le arriva in paese, ma invece di fermarsi in piazza, a tirare fuori a Drio le chiese. Ghinera la carrozza coi cavalli che portava i pupi su per i zopai. Al regalo l'era dolci e caramelle. Chissà se il prossimo anno porterà anche sorprese più belle. E quindi là sono passato anche per le qua, che albero grande che in piazza aveva piantato. Al nostro in confronto erano trapelli, ma entro il bar se ne aveva un altro più bello. Sul viero Ghinera la sua luce riflessa e la piazza non apparea più la stessa. Come l'anno passato, gli amici del presepe gli stati presenti. Loro però non gli hanno usato personaggi viventi. Qui a Morgan invece gli ha messo le fede vive a pascolare. E lo partì a Pasqua alla ingrassata e le puoi mangiare. A Morgan gli piace essere indipendenti e fa belle manifestazioni e con grandi intenti. Pensati che giramento dei Maroni quando sui capitelli rifatti doveva scrivere Sant'Antonio. E tasi che li quel da Padova, se no con te le mangan campanelli e ai suoi piedi porcelli, vivo anche a quelli, con l'era ora di San Martin i poteva far pan e pastin. Ma le feste da noi non le so i carnavali, ma a vendere ogni mese si smacca al fate coi cavalli. Al bar posta fa un gara di briscola che le è tanta tese e che ne chi che va fuori dalle porte con feste che fa spese. E a una certa ora la tacca a cantare e solo noi qua su avevamo grandi star. Ramaya, lei la ultima cantava, anche perché lei ormai aveva una nuova giornata. A ti che brr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 
Jema don di barabara, jema don di barabara, kurangati, zirungati, nirabata, hey, Ramayam, bukuku Ramayam. Una cosa da fare. A proposito, parlando dei locali, vuoi una bila? È un cinese che te la spila. 2 bar su 3, io so che di quei. E reggi e vanno alle ridere perché le fai schifo. D'altronde non sono ancora abituati a questa innovazione, perché noi siamo legati alle nostre tradizioni. Ogni tanto però ne piace cambiare. Una volta, so che del sabato si sposea, così dopo la festa si dormisea. Invece adesso, anche se le mercoledì stesso, viene chi che ha scelto 12 come dì. Una data che per 1000 anni non la tornerà mai più. A proposito di chi che sa bene, volevo sapere, chi che si asa e chi che si c'è. Nomi non li fai, però qualche indizio vedrai. Da una parte la nuova coppia si è formata, beati loro che si accatà. Da quell'altra il capogruppo ha cambiato, ma io perché la passava da via da qua in rabbia? Mi spieghi meglio che forse non mi avevi capito. A Morgan nasce nuovi amori e a Frontin di sapori. A son perdere le coppie nostrane e parlo mancin di quelle mondane. Se giornate che vada, dei fiori i dovrei avere una scarrettata. Pensa che dalla stua con Sofia Fien e le contea di Chiovaia se tocca a Belen. Già con i paparazzi e intanto per la sua ex corona all'estat Cassi. Per non parlare poi di Kate che veniva a vomitare e addirittura gli ha fatto ricoverare. Drio le nausee che l'aveva, i fiori della panza e contea. E Balotelli? Fa tante gli a cresta, ma Sofia non l'ha neanche riconosciuta. La Fico la impedisce le copertine dei giornali e lui che fa il figo lenta nanai. E parla di questo tutto al dì. Spero che ne in pace va e che non ne stressa più. Il treno per un futuro migliore è stato deviato per motivi tecnici. Ci scusiamo per il disagio. Ecco, anche il treno gli ha deviato Carramento. Non basterà sta piazza con cartelli ogni metro di cemento. Io ho visti passando dalla strada, madre mia si è fatta sudare. Ieri in 4 per metterlo un paio. E era il vigile che fa la generale. Che l'aurea polare al solito polastro e la viabilità gli sta un disastro. Per non parlare di quel che ha bocciato l'amministrazione. Piattaforme impattanti per la vegetazione. La Proloco si è impegnata a fare progetto preventivo, ma il sindaco ha dato un no decisivo. La stessa roba non la va per gli assessori. Loro li fa su ville da gran signori. Si vede che il cemento non è tutto uguale, al solo non è a forte impatto ambientale. Il modo di far somè il 5 di a Roma e chi fa di tutto per cendersi la poltrona. Bersani e Berlusconi, Monti e Fini. Ormai qui che resta le sono casini.
E continua a illudere e a dar pensieri alla gente come in Maya, chi diceva che non restea più niente. Ma per stradiarmi di tutta sta magnaria, vendere passà sono andata in birreria. Delle donne l'era la festa e la mimosa il simbolo sempre resta. Solo le tole a bomba là e un pochi di uomini per noi siamo spogliati. Signore e signorini, direttamente dai club più famosi del mondo, questa sera in esclusiva per voi Simon! Che figea! Pare che fosse la prima volta che lo vedeva. A me non mi fa mai canne fresche, che non conosceste la mia vita di omenetto. No, non era come adesso che li porta dentro casa sempre più spesso. A noi mi piace andare in mezzo la paia, la fuia, e se suoveva così la nostra voglia. Adesso io il letto e divano. E chi che non è amorosa? Zac zac, un colpo di mano. Il treno per un futuro migliore ha trovato il giusto binario e è in arrivo tra 10 minuti. Oh, tardi un po' anche le devo arrivare. Però avrei ancora due o tre robe da contare. Di gente con coraggio che ne de più è quel che si pensa. Avevo sentito di quel Matusei che l'ha provato a isolare come in Osei. E si è lanciato all'atmosfera sperando di arrivare a toccare terra. E si sarà fidato a buttarsi dalla sua cima solo perché lo sponsor l'aveva cata prima. Così, se fosse stato scarrogliato, Red Bull con le ali e gli avrebbe rimediato. Ma quando a noi viene tanto caro nominare e che il 10 settembre mi ha fatto proprio sognare. Oscar De Pellegrini con il suo talento ha sa dimostrato un gran portento. L'oro con l'arco la ciapà e a Trichiana la sua medaglia gli ha mostrato. La sua forza di volontà è un esempio che gli ha dato. Ciapè nota e fai come lui sa. Aver coraggio di non rendersi e provare quel che dovevamo imparare a fare. Come quei che 50 anni fa a Longaron mi senti rendrio neanche in mezzo alla disperazione. Per colpa di qualcuno che doveva essere competente, che ha rimesso la vita a tanta gente e che gli fa fronte ai geologi dal Piaz e Semenza, che era Tina Merlin che l'aveva capita su negligenza. Dopo la tragedia del Vajont, gli abitanti di nuovo in piedi si attirarono, nonostante l'acqua tuttavia la ebbe portata. E tutte quelle povere creature le avevano la via massa premature. Le parti della memoria del nostro paese non si può smentegare per quelle vite spese. Un sasso è caduto in un bicchiere, l'acqua è uscita sulla tovaglia, tutto qua. Solo che il sasso era grande come una montagna, il bicchiere alto centinaia di metri e giù, sulla tovaglia, stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi. Con questo ricordo mi sono proprio emozionato e pensando che ne stati momenti difficili anche la vita passava. Senti, al treno che fisca da lontano, arriva così di corsa che fa su un gran baccan. Però perché a ritardo va a recuperare e tra i binari e le robe si vede scatissare. Finalmente le resta l'ora di buttare su e andare e non tan farmi portare. Sta arrivando il treno per un futuro migliore e qui termina la corsa. Guarda di che sema. Pensai di scappare per cattare fortuna e invece il nostro futuro migliore è qua e devo andarsi da fare per migliorare questa realtà. Ma sente a strano odore, i piedi si scalda, oh signor! Forse ai binari è rimasta attaccata e la sentiva che la mecotola le arrivava.
Se vedete la fumata bianca non stai preoccuparvi, non è quella del nuovo Papa, sono solo arde. Poco mi resta ormai a me, ma voi continuate a credere e andare avanti ogni dì. Da momenti pedo i nostri vecchi si attirano in piedi e voi a battervi non potete. A lei da pensare sempre in bene, per noi e per chi che niente. Democraticamente, dovete andarvene. A tiki tiki tiki, hi hi hi, a tiki tiki brr, torta al ti. Noi la ferrovia che la riporte di due città. Oh, pensati che bel saria la ferrovia tutta per noi. Comodo, anche al timone, a un binario, piede vagoni, al treno piede noi ho la ferrovia che la riporte di due città. Oh, pensati che bel saria la ferrovia tutta per noi. Senti che bel ponte piazza, na 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 na, senza il ponte per accappare. Da Sant'Antonio a Morgan, senza dover andare a piovere, è proprio una bella invenzione, viene più comodo anche al timone, a un binario, piede vagoni, al treno piede noi ho la ferrovia che la riporte di due città. Oh, pensati che bel saria la ferrovia tutta per noi. Che la riporte di due città. Oh, pensati che bel saria la ferrovia tutta per noi. Noi ho la ferrovia che la riporte di due città. Oh, pensati che bel saria la ferrovia tutta per noi. I Tortalti, Sant'Antonio dei Tortal, che portano, tanto per cambiare, un'altra novità, sconvolgono ancora una volta, veramente bravi, complimenti nell'ironia, ma anche nel ricordo di una tragedia come il Vajont, ma anche nel ricordo di Oscar De Pellegrin, che ci ha portato una medaglia d'oro dalle Paralimpiadi. Hanno avuto ironia per tutti e divertimento per tutti, e veramente sono cavoli amari per la giuria che dovrà decidere come orientare